Allora, dottore, qual è l'età media di incidenza di queste problematiche? Quindi? Allora, l'età, la sfegio dell'esofago di Barrett è una condizione per lo più maschile, nel senso che sono più a rischio i maschi, sono più a rischio i maschi di una certa età, nel senso che esistono anche prima, però è difficile trovare un esofago di Barrett, diciamo, significativo prima dei 50-60 anni. Insomma. Di solito sono pazienti che da quando sono ragazzini soffrono di reflusso, che sono andati avanti un pochino così, e paradossalmente l'esofago di Barrett ci può essere quando uno gli finisce il reflusso, cioè uno sta meglio, perché l'esofago di Barrett in qualche maniera è una protezione dal reflusso. Se non fosse per il piccolo problema che aumenta il rischio di sviluppare tumore, in realtà è un meccanismo di difesa del nostro esofago dal reflusso. Però anche qui non è che avere l'esofago di Barrett è una condanna a morte, è solo un fattore di rischio, insieme ad altri, che si può controllare. Noi dal punto di vista della ricerca siamo molto concentrati sull'identificare quali sono i fattori di rischio che per esempio aumentano la probabilità di sviluppare tumore in chi ha l'esofago di Barrett, perché non è automatico assolutamente che uno che ha l'esofago di Barrett svilupperà tumore, anzi dico sempre a qualche paziente che non so se per tranquillizzare che la principale causa di morte in cui uno che ha l'esofago di Barrett non è il tumore dell'esofago, di solito sono le malattie cardiovascolari, proprio perché i fattori di rischio sono simili. Allora per quello è importante controllare i fattori di rischio. Una cosa un po' interessante che stiamo studiando recentemente, che tra l'altro occasione che la settimana prossima andiamo a presentare i nostri dati al Congresso Nazionale di Gastroenterologia a Roma, in cui tra l'altro è stato selezionato tra i migliori articoli presentati, quindi insomma c'è una certa una bella soddisfazione, sì, soprattutto per le persone che in laboratorio fanno questi studi, anche per gli infermieri che raccolgono i campioni, perché poi dopo c'è tanto lavoro dietro una ricerca. Per esempio i dati che andremo a presentare sono un po' particolari, ma sono stati ritenuti molto interessanti, perché all'interno di chi ha l'esofago di Barrett noi siamo stati in grado di identificare sulle biopsie un particolare tipo di flora batterica, si sente spesso parlare del cosiddetto microbiota, no? che sarebbe la causa di tutte le malattie, che in parte è vero, bisogna capire come, ma noi siamo andati a studiare proprio il microbiota residente sulle biopsie, cioè sull'esofago di chi ha questa patologia. E con metodiche molto sofisticate, anche analisi statistiche piuttosto sofisticate, diciamo che riteniamo, poi dopo adesso dovrà essere confermato perché nessuno ha la verità in tasca, però riteniamo di essere stati in grado di identificare un particolare sottotipo di flora batterica che aumenta in maniera significativa il rischio di sviluppare il tumore dell'esofago. E questa flora batterica è causata da? Allora lì è difficile dire se nasce prima l'uovo o la gallina, nel senso che genetica, non lo sa... familiare, ambiente, allora, probabilmente la flora batterica che noi abbiamo è in buona parte legata proprio allo stile di vita che abbiamo, cioè una conseguenza dello stile di vita. Poi c'è chi dice, non tanto per l'esofago ma più per il colon, che però anche la flora batterica che abbiamo ci condiziona lo stile di vita. Per esempio, non sull'esofago ma sul colon è stato visto che se uno ha un certo tipo di flora batterica, cosiddetta obesiogena, cioè che è in grado di indurre obesità, sarà molto difficile che dimagrisca. E questo ci fa pensare, insomma, che è una relazione molto complessa quella tra i batteri che noi abbiamo dentro di noi e il mondo che ci circonda. Quello che a noi interessa e che andiamo a proporre per esempio a questo congresso la settimana prossima è che comunque il fatto di poter identificare tramite l'analisi della flora batterica residente una sottopopolazione di pazienti con esofago di Barrett ad alto rischio ci permette o ci potrebbe permettere per esempio di concentrare l'attività di follow-up endoscopico, di diagnostica solo in questi, cioè in quelli che sono ad più alto rischio e gli altri lasciarli anche tranquilli, perché il rischio sì esiste ma è molto molto basso. Cosa più difficile ma che in qualche modo stiamo cercando di fare è anche una volta identificata quest'ulteriore fattore di rischio, diciamo questa flora batterica cattiva, cercare di trovare un sistema per riportarla, riportarla buona. Esatto. E allora stiamo cercando, gira alla radice, insomma. Esatto, diciamo, stiamo cercando di farlo con questi interventi legati allo stile di vita. Vediamo se riusciremo a studiare anche degli interventi, tra virgolette, farmacologici oppure per ricreare una sana flora batterica del nostro esofago che dovrebbe riportarci il rischio di evoluzione a un rischio
accettabile. Fattori alimentari possono, al di là di sovralimentazione, però non è che solo le persone obese soffrono di questo problema, anche persone che magari sono normopeso per altre questioni. E quindi un'alimentazione scorretta sotto certi profili può essere un fattore facilitante dell'insorgenza? Allora sì, in realtà, nel senso che anche noi abbiamo fatto un articolo qualche anno fa, ma insomma non siamo gli unici, in cui abbiamo dimostrato proprio una correlazione tra il rischio di sviluppare reflusso e poi esofago di Barrett e poi tumore dell'esofago e l'aderenza alle cosiddette regole per la prevenzione dei tumori, che erano le regole del cosiddetto VCRF, ma che in realtà sono le stesse del Codice Europeo contro il Cancro. E quello che abbiamo dimostrato anche noi è che quanto più uno è in grado di seguire quelle regole, tanto meno sviluppa reflusso, tanto meno sviluppa Barrett, tanto meno sviluppa tumore dell'esofago. Quindi è importante, nelle linee per esempio del VCRF, ma che poi sono il Codice Europeo contro il Cancro, si parla molto di alimentazione, non solo di alimentazione, ma molto anche di alimentazione. Però per essere molto semplici, l'alimentazione corretta per la prevenzione del reflusso, ma che in realtà è la stessa per la prevenzione di molti tumori ed è la stessa per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, è la dieta mediterranea della bisnonna. Allora andiamo alla bisnonna, che cosa diceva, ricordiamolo così. Nel senso che la dieta che ci ha protetto da tante malattie per tanti anni era la cosiddetta dieta mediterranea povera, cioè ricca di cereali integrali, ricca di frutta, ricca di verdura, ricca di legumi, cibi semplici ma diciamo integrali, nel senso che contenevano tutto, pochi cibi raffinati, pochi o quasi nessuno zucchero, poca carne, non nessuna carne, ma poca carne, pochi o pochissimi salumi, perché costavano tanto, diciamo, è la dieta mediterranea dei nostri bisnonni. Non è solo il che cosa si mangia in realtà, ma è anche il come si mangia. Perché per esempio, sempre la bisnonna, diciamo, diceva colazione da re, pranzo da principi, cena da poveretti. E questa è la regola d'oro che io stesso do ai pazienti che hanno reflusso. Una buona colazione, quindi. Colazione fondamentale per chi soffre di reflusso, ma anche per chi è sovrappeso. Nessuno dimagrirà mai senza fare colazione. Ecco, questo è importante, tanti invece sono convinti magari del contrario. È impossibile dimagrire senza fare colazione. E cosa vuol dire fare colazione, dottore? La colazione deve essere la parte più importante dal punto di vista energetico, ma deve essere una colazione sana, che mi dispiace per i tanti sostenitori, diciamo, del cappuccino e brioche, non è cappuccino e brioche. Assolutamente. Cioè è una dieta, è una colazione abbondante, però quanto più possibile fatta di cereali integrali, di frutta, di yogurt, però yogurt bianco, perché la frutta ce la mettiamo noi, non, certo. di Anche proteine, semi, di mandorle, di noci, cioè cose energetiche, però sane e ci dovrebbero dare l'energia per arrivare tranquillamente fino a pranzo. A pranzo, anche lì, la dieta mediterranea, un cereale quanto più possibile integrale, che dovrebbe essere sempre un terzo del nostro piatto, quindi la pasta se non è integrale va bene, perché se è di grano duro e cotto un po' al dente ha un basso indice glicemico. Il riso andrebbe bene, però il riso della bisnonna non è riso bianco. È il riso nero, è il riso venere, è il riso semi-integrale e poi esiste un mondo di altri cereali che dovremmo riscoprire quanto più possibile la forma integrale. Infatti. Un terzo del piatto verdure e ortaggi di stagione, vanno bene tutti, l'altro terzo del piatto le cosiddette proteine salutari. Proteine salutari sono o pesce o legumi o pesce o legumi. Carne bianca una volta ogni tanto, carne rossa una volta ogni tanto ancora di più. Salumi, in teoria, no, non ci eccezioni assolute. È vero che lo zucchero apporta una modifica sostanziale a quello che è il nostro sistema digestivo e quindi anche i microbioti vengono alterati dalla presenza degli zuccheri semplici, non raffinati? Sì, il problema non è tanto lo zucchero, ma sono i zuccheri semplici. Non è che bisogna demonizzare niente, perché non c'è nessun elemento che in sé ci porta a malattia. È un problema di equilibrio. Diciamo, i carboidrati sono zuccheri, però fanno bene quanto più sono complessi.
quindi quanto più sono in grado di essere metabolizzati lentamente dal nostro organismo e meglio se hanno dentro anche vitamine, fibre che aiutano tutto il resto. Gli zuccheri semplici, come sono per esempio tante cose che troviamo nei cibi industriali, ma anche per esempio le bibite zuccherate, è il cosiddetto zucchero liquido. E quello è un problema, perché noi non ce ne accorgiamo. Cioè la quantità di zucchero che noi ingeriamo non ce ne accorgiamo. Sì, sì, assolutamente. Mentre se ci mangiamo 1 chilo di fragole ce ne accorgiamo, quindi è un po' quello il problema. Il problema è che noi siamo abituati a cose in cui il nostro organismo in realtà non è geneticamente predisposto, perché noi ci siamo evoluti mangiando sempre quelle cose semplici della bisnonna. Certo, ci sono fattori ambientali che comunque ci alterano a livello genetico, ci predispongono poi al tumore sostanzialmente. E c'è un fattore genetico di predisposizione quindi a questo tipo di tumori? Allora, familiarità, come si vuol chiamare? Per tutti i tumori ci può essere una cosiddetta familiarità. Anche lì bisogna un po' capire però, perché per alcuni tumori c'è una franca predisposizione genetica, ci sono delle vere e proprie sindromi genetiche in cui gli stili di vita contano, ma molto poco in realtà purtroppo. E lì certamente ce ne sono, un po' per tutti i tumori sono identificate. Nell'ambito gastroenterologico sono molto più chiare le sindromi genetiche legate ai tumori del colon, ai tumori dello stomaco, ne esistono, e di tumori per esempio del pancreas. Lì ci sono delle vere e proprie sindromi genetiche, per cui se uno in famiglia ha veramente tanti casi di familiarità, ma si intende familiarità di primo grado, quindi generalmente ho fratelli, ho genitori, non lo zio ha avuto il tumore, certo, perché tutti purtroppo l'hanno avuto, ma insomma quando c'è una certa concentrazione di parenti di primo grado è bene rivolgersi, lo IOVA ce lo ha, un servizio dei tumori ereditari in cui si fa la valutazione e si veda se è il caso effettivamente di andare alle analisi genetiche. E questo esiste per alcuni tumori. Per altri, tipo i tumori dell'esofago, non esistono delle vere e proprie sindromi genetiche. Esistono si studia, anche noi studiamo, dei fattori cosiddetti polimorfismi genici che potrebbero aumentare il rischio, ma non c'è una vera sindrome genetica. Esiste la familiarità, è importante anche lì un familiare di primo grado che ha avuto questo tipo di tumore è comunque un soggetto più a rischio. Poi è difficile capire quanto la familiarità in questi casi sia effettivamente condivisione di un patrimonio genetico a rischio e non piuttosto condivisione di abitudini sbagliate. Abitudini sbagliate, infatti. Perché tante volte la familiarità non è tanto, appunto abbiamo tutti la genetica sbagliata, che siamo per esempio tutti obesi. Capita spesso di vedere purtroppo delle famiglie in cui papà obeso, mamma obesa, la bambina è obesa. Assolutamente sì, questo è un altro fattore. Dice la Costituzione, può essere, esistono anche lì delle forme genetiche familiari che vanno in qualche modo indagate, però il più delle volte è un problema di cattive abitudini nello stile di vita che si tramandano di generazione. Ecco, lei diceva importante quindi la fase dell'analisi dell'esofago con quel che comporta l'esofago di Barrett e quant'altro. Per quel che riguarda il colon retto, quindi la parte successiva del nostro apparato digerente, com'è lo stato della ricerca e anche dell'incidenza oncologica? Allora lì il colon retto è un grosso problema dal punto di vista epidemiologico, perché è certamente uno dei tumori più frequenti. Di cui non si parla così tanto però effettivamente. No, però diciamo che noi dal punto di vista almeno dei medici e della comunità scientifica è un ambito in cui comunque si è fatto molto e molto più rispetto ad altri ambiti, per esempio, grazie per esempio allo screening. Lo screening è stato un'occasione fondamentale per i cittadini, ma anche per gli operatori per fare meglio. Cioè il fatto di fare tante colonoscopie di screening e avere dei criteri internazionali per la qualità della colonoscopia di screening ha permesso anche a noi di diventare tutti più bravi. Per esempio, anche questo si dice poco, ma paradossalmente al giorno d'oggi è più difficile. Allora, nessun test è perfetto al 100%, questo intanto bisogna dirlo sempre. Per cui dice, ho fatto l'esame, dopo un tot di anni mi si è sviluppata una malattia. Può darsi che non c'era quella volta la malattia che si è sviluppata, rarissimi casi, ma non c'è nessun test che, diciamo, che può essere valido al 100%, perché dico la colonoscopia, uno fa la colonoscopia, non è magari particolarmente preparato, ci sono ancora un po' di sporcizia, viene coperto il polipo, la lesione, uno non la vede.
è una possibilità purtroppo. Certo. Ci sono una serie di criteri che riducono e quasi azzerano questo rischio, però non esiste il test valido al 100%. Però per esempio l'affinamento della qualità delle colonoscopie, grazie soprattutto alla standardizzazione dei criteri dello screening, ha fatto sì che oggi i cosiddetti cancri intervallo si chiamano, cioè quelli che vengono fuori a distanza di un esame per esempio del colon fatto, sono molto pochi, per varie ragioni, tra cui il fatto che noi siamo diventati più bravi a fare le colonoscopie. Ah, capito. Quindi è l'importanza della diagnostica. Certo, abbiamo sviluppato dei criteri internazionali, tutti devono fare dei training specifici. È un esame, la colonoscopia, a parte una stragrande maggioranza indolore, quindi uno non deve assolutamente aver paura, tutti facciamo la sedazione, insomma, è una procedura è invasiva, ma onestamente è veramente poco rischiosa e poco fastidiosa. E noi siamo stati bravi a farle. Quindi paradossalmente a me crea pochi problemi dal punto di vista nostro del colon, perché siamo tutti abbastanza bravi. Quello che un po' si sa di meno è che paradossalmente si perdono più tumori con la gastroscopia. Ah, infatti stavo per chiedere subito dopo la gastroscopia. Si perdono più tumori con la gastroscopia. Perché? Aspetta, perché? Ma se fotografa passaggio per passaggio? No, perché la gastroscopia da un lato, da noi endoscopisti, viene considerata una cosa più semplice. Più veloce, sì. Tutti sono capaci di farla, si va dentro, 2 minuti si viene fuori, eccetera. Se non si fa con una certa qualità, fatta così, gastroscopia 2 minuti, dentro fuori, se c'è buono, così si perdono i tumori. Invece, è tanto vero, statistiche dicono che è più facile perdere i tumori facendo una gastroscopia o dell'esofago o dello stomaco che non della colonoscopia, perché la colonoscopia siamo tutti diventati abbastanza bravi. Grazie soprattutto allo screening, alla standardizzazione, al fatto che se ne fanno tante, eccetera. Con la gastroscopia paradossalmente è più difficile e soprattutto è più difficile identificare delle lesioni iniziali in quei pazienti che hanno delle condizioni di rischio, per esempio l'esofago di Barrett. Non è facile, così facile, trovare una lesione, diciamo, nell'esofago di Barrett. Così come non è così facile trovare una lesione early, noi chiamiamo quelle iniziali, in una condizione precancerosa dello stomaco che è la gastrite atrofica, anche quella molto frequente. Allora, la gastrite atrofica, ne parliamo subito dopo la pubblicità, così ci soffermiamo un attimo meglio a spiegarla. Restate con noi.